Scatman's World. Ciao a tutti dal comandone veneziano, Suzuka, Gran Premio del Giappone, ragazzi. Gigione Hamilton è in prima posizione, io solo quinto, ragazzi. Adesso è dura perché Gigione Hamilton è a soli 2 punti, quindi le ultime 5-6 gare veramente ad alta tensione. Adesso veramente entriamo nel clou del mondiale, siamo a soli 2 punti, quindi l'è molto molto dura. Sebastian Vettel secondo, quindi i miei 2 rivali principali sono primi e secondi. Suzuka è una gara favorevole al comandone e speriamo bene. Purtroppo nessuna pole position stagionale, niente, non sono da pole in quest'anno. Vabbè raga, il dente sta meglio, andiamo e spacchiamo il culo a tutti. Vai ragazzi, Gran Premio del Giappone, porca puttana, voglio la vittoria. Gigione è primo. Vai! Vai, solo 2 punti separano Gigione da Fernandone. Attenzione, Vettel tenta di superare Gigi. Prima curva sempre pericolosa. Mamma mia, forse il comandone ha frenato un po' troppo, ma chi se ne fotte. Vai che siamo andati. Mamma mia. Che inizio di gara ragazzi, che inizio Suzuka. Mamma mia. Mamma mia. Dai. Con i primi giri veramente tensione, ma cazzo Gigione se ne vuole andare. No fioi. I primi 3 della classifica sono anche i primi 3 nella gara. Incredibile. Gigione, Sebastiano e Fernandone. Che mondiale ragazzi, se la giocano questi 3 piloti. Scusate ragazzi, ma sono concentratissimo perché questa gara è fondamentale. Non posso perdere terreno dai 2 bastardotti. No, Alonso, ti prego, no. Dai. Rosberg è quarto. Già 2 ritiri intanto, sicuramente Massa. Attenzione, Rosberg tenta di superare il comandone. No, Rosberg non rompere il cazzo. E Rosberg supera il comandone ragazzi, Momento di panico comendiano. Vabbè, la gara è ancora lunga. La Ferrari siamo in difficoltà nella seconda parte della stagione. Porca troia, non posso fregarmi sto mondiale. Tutta colpa di Singapore, no? Devo fare la cappellata a Singapore. Madonnina benedetta. Dai, che siamo ancora tutti là, cazzo. Adesso che mi sto allenando col volante sono ricoglionito col joypad, non che credo. Solo il comandone può fare questo. Rosberg è là, Rosberg. Dio santo, però Hamilton mi supera in classifica, ragazzi, se vince. E poi io sono anche quarto. Attenzione, momento un po' delicato per il comandone veneziano. Però questo è il bello di giocare col livello massimo ragazzi, che nulla è scontato. Comunque ho altre 2 gare dove il comandone può fare veramente 2 vittorie, Abu Dhabi e soprattutto Interlagos. Ecco, a Interlagos l'ultima gara quelli devono essere 25 punti sicuri. Questa curva l'ho presa di merda. Dai cazzo, sono nervoso perché devo recuperare. Io purtroppo quando vedo le macchine davanti mi girano le palle. Purtroppo sono un veneziano, i veneziani sono così. Se ne stanno andando. Porca mignotta. Schifosissima. Vabbè, qua raga, momento un po' delicatus. Momento delicatus. Va bene amore mio. E la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a 1 secondo. Va bene gioia. Non sono tanto lontani, ma non riesco a trovare il ritmo da giri bestiali. C'ho il quarto posto, non va bene con Gigione prima.
Porca puttana, Gigione maledetto. Gigione maledetto. Dopo questo c'è la Corea, ragazzi. Gran premio di Corea. Mamma mia. Andiamo a cantare la canzone Yamman Style, là, quella roba là. Che ragazzi, scusate, ma io sono un cultore di Pink Floyd, Beatles, quei gruppi là. Quindi purtroppo faccio un po' fatica a ascoltare la musica moderna. Però mi aspetto, ecco, però come minimo voglio un premio dalle coreane là, quelle amiche di quello là che canta, che ho visto il video. Quelle meritano, ragazzi. Ragazzi, momento veramente difficile per il Comendone. Le prime 3 macchine se ne sono andate, sono in difficoltà. La macchina non gira e il Comendone non è in forma strepitosa. Sto girando veramente lento qui a Suzuka. Ho tempi veramente diversi, non capisco. Forse l'emozione di Fraps del video in live, però vaffanculo. Mi sto chiavando il mondiale. Vabbè, mancano ancora gare, però c'è Corea che è una gara, vabbè, insomma, una gara un po' così. Poi c'è l'India che, vabbè, il premio dell'India, non lo so, cioè, solo Eccleston poteva fare un gran premio in India. E dopo, vabbè, insomma, ecco, Abu Dhabi, America, Austin e Interlagos sono 3 gare che posso fare anche bene. Però Gigione sembra in forma, è stato Vettel terzo, sono andato ai box, devo andare anch'io, ma io ritardo. Attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Gigione è primo, cioè Gigione là in fuga. Grande manovra. Sì, grande manovra, in cura Tomare. Devo andare ai box adesso. La macchina dietro di te sta montando gomme dure, dobbiamo cercare di aumentare il distacco. Va bene. Niente, però le mie gomme sono finite, cioè le mie gomme sono finite, niente. Usura delle gomme qui a Suzuka vergognosa, veramente vergognosa. Non riesco a tenere più la macchina al 6º giro. Vabbè. Va bene. Sebastiano è dietro di me, ha già fatto il sosto di box. Vabbè. Va bene. Se arrivo quarto è un miracolo, ragazzi. Se arrivo quarto, essere un miraculous. Vabbè, insomma, un mondiale un po' in salita adesso. Dopo un bel vantaggio che ho preso nelle gare centrali, il Comendone si è un po' bloccato. Vabbè, insomma. Dai, cazzo, voglio il coro. Gigione fuori! Gigione fuori! Dai, Gigione, ritirati, cazzo. Ok, Rientra ai box. va bene. Tutto quello che vuoi, ingegnere Zoccolo. Intanto Webber supera Sebastiano. È stato un po' lungo, un po' lungo. Ok. Il Comendone è ai box. Ti inculi la posizione. Allora, carburante, torniamo normale. Anche Massa è andato. Ma no, ma sei un pirla, Massa. Massa, sei una pippa obesa. Vai, via. Massa, sei una pippa obesa. E Webber mi ha superato. Ma dai, Massa va a perdere 50 posizioni. Che cretino, che cretino. Bene, anche Batto mi ha superato. E vai, adesso lotta adesso. Ma vaffanbrodo però. Guarda come taglia la strada. No, dai, sei una merda però. Guarda quante posizioni ho perso. Guarda che roba, non che credo. Siamo scesi al 9° posto. Non ci voglio credere. Che schifo, che schifo. Adesso le cose sono molto complicate, ragazzi. Adesso sono cazzi. Adesso è ufficiale. Se non recupero queste posizioni sono cazzi. Stai piombando su un gruppetto di piloti più lenti. Sì, perché io sono veloce. Va a cagare, Dai. Non posso perdere sto trenino. Cazzo, no, 2 punti prendo con Hamilton che va a vincere. No, fioi. Cosa ho fatto a Singapore? Però che pirla. Speriamo che non siano andati tutti i box. No, fioi, no.
Momento veramente duro. Dai, comandone. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Mamma mia che tensione. Dai che si rallenta, questo treno sta rallentando tutti, dai. Devo rischiare il tutto per tutto. Porca Eva, porca miseria. Ho troppa fretta in culo di recuperare, cioè faccio peggio. E ci arriva un no, è veramente un momento duro, Sembra che la vettura che ti precede abbia un lieve danno all'ala anteriore, ma non Bene, dai, si scontrano tra di loro, sti frociazzi. Massa mi pare addirittura 11°, quindi fuori dalla zona punti, che strano. Ma non può ritirarsi qualcuno, porca mignotta. No, guarda, il setup di sta macchina qua, proprio ho sbagliato tutto, quella macchina mi va dove cazzo vuole. Niente male. Molto molto male. Vai, come non devi spingere sta Ferrari, cazzo. Avevamo una Ferrari, abbiamo mica una merda di macchina. Settimo. Bella, qualcuno a tej box, manco quello, dai, settimo, recuperiamo qualcosa. Dai che sono qua, voglio fare il recupero comeniano per voi, ragazzi. Dai Alo, dai Alfonso. Dai Alfonsino. 20 macchine, 4 ritiri intanto. Voglio il ritiro di Gigi. Voglio il ritiro di Gigi. C'è Ricchione davanti, poi forse Sergione Perez. E forse Romano. No, cosa c'è? Marco Webber c'è. Ci sono dei detriti sui pneumatici, aspetta che si stacchino. Ci sono detriti sul tuo culo, secondo me. Dai, che sono là, cazzo, si può recuperare con un po' di impegno, dai, come non ve ne sia. Ho capito che ti sono un gondolaro, però dai. Forse Massa è decimo, ragazzi, in 2 gare consecutive in zona punti, il miracolo massiano. Giro record di Gigi scatenato, Gigi vuole il mondiale, fioi. È ufficiale, Gigi vuole il mondiale. Niente da fare, non sto girando proprio, sì, per carità, non sono giri da pro, lo riconosco, però insomma. Modalità carburante 3, raggiungi il pilota che ti precede. Il prossimo giro lo faccio, giro record di dai che c'è ancora Bagar, ma che cazzo, ma buttatevi fuori, porca miseria, spacchetevega le ruote, mamma mia. Non sono sportivo, lo so, andate a fare in culo Raikkonen della minchia, madonna. Sì, qua sto cercando di fare i miracoli per recuperare, ma in realtà è finita, ragazzi. Un settimo posto beffardo come una bella ragazza che in realtà è un trans. Veramente, cioè, beffarda così. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Oddio. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Scusate, fioi. Dai, oh, comunque sono là, Non riesco però a fare quel saltino di qualità. Dai, raga, dai. Dai, Alfonso, spingi sta Ferrari, vai, elevata, miscela, elevatas. Ancora giro record di Gigi. Dai che voglio la bagarre. Madonna, che schifo. Che pippa.
Oh, mi sto migliorando sempre i giri comunque. Ma... Oh, e Button risupera Gigi nel giro record. Incredibile, mamma mia. Dai, foratura per Hamilton, ti prego. Cazzo qualcosa, ma possibile, oh. Dai Alfonso, dai Alfonso. Niente ormai. Solo un miracolo mi può far guadagnare delle posizioni. Non vedo, non sono competitivo. Non c'è niente da fare. C'ho un record di 1,40 e qualcosa, io ho 1,41 alto, ma... Un secondo perdo, più di un secondo troppo. Ho la Ferrari, cazzo, niente. Sta gara è un po' così. Poi tante sbavature, proprio... Recupero in qualche curva, però poi perdo in altre robe clamorose. Ancora giro record per Gigione Hamilton. Mamma mia Gigione, che sporco, i Gigi sono una gara. Vuole dimostrare a tutti che Gigi può vincere il mondiale. Vediamo se migliora ancora le mie prestazioni personali, se vedo già qualcosa. No, stavolta no. E Button, non che credo, Button supera di nuovo Gigi. 2 laps remaining. 2 laps alla fine. Perni giro record, boh. Vabbè, comunque... Niente, non ho fortuna. Un ritiretto davanti del cazzo. Un Vettel, un qualcuno. Non chiedo Hamilton, ma almeno qualcuno. Basta, io ormai ho staccato la spina, ragazzi. Non ce la faccio più. Ho fatto il possibile. Anzi, insomma, setup da culo. Perché comunque setup da culo. Un commento non in forma strepitosa, perché faccio comunque giri migliori a Suzuka. Una gara, insomma, una media del terzo o quarto posto tranquillissima. E niente, oh. Si vede che gli antibiotici sono ancora... Mi stanno rincoglionendo ancora. Meno male che domani è l'ultimo giorno. Giro record di Gigi, che sport. Mamma mia. Gigi Superstar. La vettura davanti ha un distacco di 4 secondi. E inizia l'ultimo giro anche per Alfonso. Si poteva fare meglio. Con Gigi primo perdiamo tanti punti. E vabbè. Sapevamo, era un campionato difficile. A livello massimo per me non è il cioè, io a livello professionista sono un grande, però a livello leggenda faccio fatica. Però siamo ancora qua, insomma, dai. Siamo secondi adesso nel mondiale, ma ce la giochiamo ancora tranquillamente. Adesso rientra anche Sebastiano, di brutto però. Rientra anche Sebastiano. Vabbè, settimo posto un po' così. Due gare da dimenticare, Singapore e Suzuka. Va a vincere Lewis Hamilton. Gigione porta a casa un altro successo, secondo consecutivo. Complimenti a Gigi. Complimenti a Gigi. Massa è nono comunque, che sboffa, incredibile. Complimenti, 1.39,9 l'ultimo giro, Fiori. Rispetto per Gigi, merita di essere davanti adesso. 3 secondi, il vantaggio sul pilota alle tue spalle è di 3 secondi. Ma stai zitto, obesoide.
Vabbè, settimo posto per il comandone veneziano. Amaro in bocca, amaro in bocca, amaro in bocca. Tori Black invece ha qualcos'altro in bocca.